Io mi auguro, ripeto, che tutti i veneti, anche chi in Veneto in questo momento è chiamato da Veneto a partecipare ai tavoli romani, possa lavorare, ripeto, per la squadra del Veneto e non appunto per altre compagini che sono lontane anche come qualità di spesa pubblica. Noi penso ci meritiamo competenze e risorse perché abbiamo dimostrato di spendere bene i soldi pubblici. Ha già la mente rivolta alla trattativa romana al presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti durante le ultime fasi della discussione in aula sul progetto di legge statale per l'autonomia del Veneto. Un dibattito segnato dai distinguo di una parte dell'opposizione che interpreta il voto dei veneti al referendum del 22 ottobre in maniera diversa da quella della maggioranza. Non ci convincono le cifre, non ci convince questa cosa dei 9 decimi delle tasse, dei 18 miliardi, perché i conti non tornano. E così invece di diventare una regione virtuosa diventeremmo la più spendacciona d'Italia. Non è questo che hanno chiesto i veneti andando alle urne oltre 2 milioni il 22 ottobre. Chiediamo tutto, anche le cose che non ha nessun senso, ma voglio dire, quello che passa poi è semplicemente che un no oppure una modifica a questa richiesta viene etichettata come un no al popolo veneto. Ecco, anche questa è una questione da mettere da parte. Nessuna richiesta di maggiore spesa, replica il relatore della proposta di legge, il leghista Marino Finozzi. I vantaggi economici sono dati dalla gestione regionale delle competenze, non da un aumento delle risorse. Stiamo parlando di 9 decimi solo di una piccola parte del gettito fiscale che la regione, il Veneto, produce ogni anno. Quindi noi non vogliamo togliere nulla a nessuno, prendiamo i soldi che lo Stato già impegna sulla nostra regione, ma vogliamo gestirli meglio.